12 squadre, 22 partite tra andata e ritorno, le prime 4 si giocano ai playoff, penultima e terzultima i playout, l'ultima retrocede direttamente. Sabato pomeriggio prende il via la nuova stagione del girone nord di A2 di pallanuoto maschile, che quest'anno ospita 4 squadre del Levante Ligure. Tra queste c'è la Vagna 90, ormai presenza fissa in questa categoria, che esordisce in casa con il President Bologna. Abbiamo la volontà, la voglia di fare bene, di fare ovviamente meglio dell'anno precedente dove siamo arrivati quinti a un soffio dai playoff, nonostante la partenza fosse la salvezza o comunque una salvezza tranquilla. Ok, quindi mi sembra di capire, poi vabbè si vedrà, però obiettivo playoff quest'anno. E uno magari spesso non lo dice, ma ecco, un pochettino ovvio, come ho detto proprio ieri sera ai ragazzi, non andiamo tutte le sere in piscina a allenarci 3 ore al giorno per non ambire a qualcosa di buono. La squadra è un po' cambiata dall'anno scorso, con alcune cessioni, e i nuovi innesti Filippo Pelliccia dalla Prodeca Under 20, Alessio Pellerano dallo Sturla e Antonio Ciunco. Un giocatore che ha già giocato l'anno scorso in Serie A1 all'Anzio, e parlando di uno che viene dal Primori e quindi una società storica della pallanuoto croata, e speriamo ci dia una grossa mano. È stato scelto proprio per il voler ambire a qualcosa sicuramente di meglio dell'anno precedente. Sabato in trasferta a Chiavari gioca la Radinante Sori alla seconda stagione consecutiva in A2. Finalmente tornati nel girone nord dopo una stagione travagliata di trasferta al sud. Buone aspettative, buone sensazioni, un girone complicato, nel senso che sarà un girone molto equilibrato. Il Sori torna quest'anno nel girone nord. L'anno scorso, dopo il ripescaggio in A2, si era ritrovata in quello sud con tutte le conseguenze logistiche ed economiche. L'ossatura della squadra è rimasta simile, arrivati Villa e Navone dallo Sturla e Percocco dal Bogliasco. L'obiettivo è rimanere in A2 o diciamo non escludere qualche sorpresa? No, l'obiettivo è senza dubbio rimanere in A2. Un passo alla volta e coi piedi per terra. Come dicevo, è un girone secondo me molto equilibrato. Probabilmente ci sono un paio di squadre un pochettino superiori come Camogli e Torino, però poi la differenza fra arrivare terzi o arrivare in zona play-out la faranno proprio pochi dettagli.